Inizia da qui, da Pordenone, il nostro viaggio di Lenga di Agga, proprio attraverso i territori dei comuni friulani in cui la nostra Lenga è ancora parlata e vissuta, attraverso il rumore delle acque che si intrecciano ogni volta con la musica del friulano occidentale, ma non solo. Scopriremo insieme le bellezze che abbiamo dimenticato e a volte le cose nuove, i volti della gente, la nostra terra e i nostri borghi, che sono ancora qui in una musica ancora tutta da scoprire. La provincia di Pordenone nasce nel 1968 a seguito del riconoscimento del Friuli occidentale, o come diremmo oggi, dell'autonomia della destra tagliamento. Oggi è composta da 51 comuni, di cui 37 friulanofoni, a seguito del riconoscimento della legge statale 482 del 1999 e della legge regionale 15 del 1996. Il suo capoluogo è oggi una città dove i suoni e le lingue si mescolano continuamente, preservando ancora però le radici e le sue identità che insieme all'innovazione formano un grandissimo patrimonio che cambia continuamente a seconda del territorio in cui noi ci troviamo in questa splendida provincia. Pordenone individua sincrosi in tanti slenghis e tanti dialetti, ma la sicuro un lavoro interessante marca che sono testimonianze antichi dal furlan che si rivelava a Pordenone e che via per i secoli designa l'estate sostituito di un dialetto veneto, più specificamente di un veneziano coloniale, come che nos spiegherà il professor Sartor. Allora siamo qui oggi con il professor Mario Sartor, al quale chiediamo di dirci qualcosa sulla parlata pordenonese e anche sul friulano ai tempi dello Spelladi, visto che lei ha curato questa pregevole edizione proprio della commedia dello Spelladi. Come potremmo definire il periodo dello Spelladi dal punto di vista linguistico a Pordenone? È un periodo di transizione, di passaggio dal friulano occidentale al veneziano. Veneziano che poi viene adattandosi
alla modalità dei pordenonesi. E il friulano era molto simile, se non identico, alla parlata di Cordenos. Si usava il verbo si come a Cordenos. Si vuol dire andare e viene dal latino ire. Chi parlava il vecchio pordenonese, ossia un'espressione del friulano occidentale simile al cordenonese, era la gente umile, le donne del popolo. Mentre invece la classe dirigente, la borghesia, parlava il veneziano, perché i pordenonesi di quella classe sociale si erano fatti ricchi attraverso i traffici con Venezia. E si parla di marineri. Marineri, qui non c'è il mare, erano piuttosto i barcaioli, ossia quelli che spingevano le barche da Venezia fino al porto di Pordenone. Queste merci che venivano da vari paesi, specialmente dell'Oriente, poi proseguivano via terra per la Maestra Vecchia, che in parte sussiste, ancora non c'era la Pontebana, che è stata fatta all'epoca di Napoleone. Napoleone è stato un gran ladro, ma ha lasciato anche qualcosa di positivo. C'è qualcosa che altro che vuole aggiungere su questa questione del dialetto pordenonese? È un dialetto che tende a scomparire, perché ormai non trova più contadini, non trova più stalle, e di conseguenza il lessico sparisce. Per esempio, se lei chiede a un ragazzo di 20 anni di descrivere una stalla, cos'è la tromba? La tromba per dove passava il fieno dal fienile sopra la stalla. Cos'è scuriot? È il passaggio dei liquami. Così, il canale sarebbe il luogo dove si metteva gli alimenti, la conca, dar de conca, eccetera. Il Furlan occidentale, detto anche Furlan concordies, ha una sua autonomia tessuale linguistiche dal Furlan più in generale, così, no? Perché di fatto ha elementi che lo caratterizzano rispetto al Furlan centro-orientale e anche rispetto al Cerniel. Proviene di intanto quali sono le aree di questo Furlan occidentale. Se di una banda attaccante di sorelle a Mont, a partire con la fase di transizione Furlan-Venete, si muovendo un po' dal Furlan occidentale comune, e anche dal Neortan, anche se con le sue particolarità, anche le sue sonorità, hanno le dentro le aree furlanofone decidute dell'est, così, la spo si muove anche verso il Tramontin, l'Asin e anche le fasi nord-occidentali dal Bas Tiliment. Dunque, se attacchiamo dal Tiliment, capiamo che se questo è il confine orientale, di che altre bande il confine non come dal Furlan occidentale, ma proprio dal Furlan in generale, alle rappresentate le fasi di transizione Furlan-Venete. Proviene a dare una definizione di queste fasi dal punto di vista geografico, sicuramente può indicare che c'è dentro Mesamont, dunque anche Polcenic, Budoie, Davian, Fontane Fredde, passa sotto Pordenone, arrivando fino a Siesti, in particolare a Bagnarole, e là anche in Nenante, provincia di Vignesi, là che ha il mandamento di Puarte. Proviene da qualche elemento linguistico specifico sul Furlan occidentale e in particolare sul Furlan occidentale comune, che ha dentro elementi specifici ma anche di altre svarietà, sempre dal Furlan concordies come viene anche chiamato. E da qui, col vocalismo, in particolare un elemento, un lavoro evidente è il fatto di A finale che si chiama dei nomi femminili singolari, la stessa A che si chiamava dal latino. Mentre invece succede che dal Furlan standard di Intecoinè e dunque dal Furlan di là da Laghe è stato un mutamento. Dunque queste A è diventate un E, questo è un primo elemento di caratterizzazione.
Un altro elemento un lavoro interessante sul vocalismo è il fatto che dal furlan occidentale comune e più in generale dal furlan occidentale a Chiatin i diftongs E e O. Dunque questi due diftongs vanno a sostituire, diciamo così, che dal furlan standard sono 4 differenti vocali lunghi. Dunque in posizione là che si verifica l'esungiamento dal standard dal furlan occidentale comune, invece da succede al di differente avviene fuori questi diftongs e in particolare al venfur sia di E vierte che si rade dal latino volgare e O al venfur di O vierte e O si rade sempre dal latino volgare. Proviene di alc anche sul punto sonantissimo, in particolare possiamo dire che i suoni tipici dal furlan che sono chie e gie, che vengono chiamati tecnicamente occlusivi palatali, hanno un esito differente dal furlan occidentale comune, in particolare per soli disegni hanno l'esito c e g, dunque non varin chiase e gambe come succede dal furlan standard, ma varin ciasa e giamba. E la c e la g originaris vanno a mudare in una sibilante, in una S, diciamo così, no? Dunque se te coneo varin cene e genoli, dal furlan occidentale comune, o varin sena e zenoli. Vi anche un elemento sulla morfologia, in particolare pensiamo alla S dal plurale, tipica anche questa dal furlan, non occidentale ma di tutto il furlan, appunto dire che questa S dal plurale attinge a fermarsi dove sul finale di un sintagma, di un'espressione, diciamo così. Pensiamo per esempio all'espressione lis bielis fruttis, che si dice così, delle lingue comuni dal furlan standard, dal furlan occidentale al tint a diventare li bieli fruttis, come consentì la S si chiama dunque dome le ultime parole. Anche un par di elementi, possiamo dire, perché riguarda una scelta di lessico fondamentale, è che dal furlan occidentale comune e più in generale dal furlan occidentale si dopre il verbo si, la che invece dal furlan standard si dopre la, dunque questo verbo fondamentale ha già una forma differente. L'ultima osservazione può fare sul lessico, perché sicuramente il furlan occidentale viene un lavoro influenzato dal Veneto, sta anche chiaramente a son dos linguis, il Veneto e banda del furlan di che altre, che sono donne, dunque a interferirsi e sono veramente tanti prestiti dal Veneto al furlan occidentale. In un'unica provincia, diverse tipologie di paesaggio scorrono dinanzi agli occhi di chi la attraversa, in un instancabile susseguirsi di ambienti, dalle Alpi al saliscendi della Pedemontana, alla verde vegetazione dell'area di sorgiva, agli spazi sulla pianura coperti da vigneti, scanditi dal ritmo delle siepi e delle acque, percorrendo antichi borghi che si affacciano sulle strade che conducono città operose in lontananza. Il suo territorio è improntato nel suo sviluppo geografico, come in quello storico-culturale ed economico, dalla presenza di corsi d'acqua, come il Livenza, il Noncello, il Meduna, il Cellina e il Grande Tagliamento, che hanno da sempre costituito grandi vie di comunicazione. La provincia offre luoghi in cui assaporare sensazioni,
opere d'arte, immagini estranee agli stereotipi turistici, così come la sua gente e i nomi dei luoghi racchiudono retaggi che riaffiorano come reperti della complessa vicenda della sua storia. Civiltà paleovenete, romane, longobarde e molte altre ancora hanno soggiornato per secoli in queste terre e affrancato il significato dei loro popoli e hanno dato nomi a fiumi, montagne, pietre, località. I suoi confini geografici portano dentro di sé la grande storia. Nel corso dei secoli, questa provincia è stata, come la restante parte di questa regione, attraversata, conquistata, contesa, divisa tra imperi ed ogni volta è riuscita a trarre il meglio da ogni influenza culturale sino a costituirsi una propria identità che si relaziona con il resto del mondo, all'insegna della modernità senza però dimenticare le proprie origini. Qui vivono genti che attestano la presenza della comunità friulana con un patrimonio linguistico e culturale estremamente rilevante per il territorio e una ricchezza che non si cristallizza in pura memoria storica, bensì in sviluppo di civiltà, storia e democrazia. Chiunque percorra questa provincia scoprirà un territorio unico in tutta la sua ricchezza che sa accogliere e prendersi cura di chi la visita, perdendosi in infiniti percorsi culturali, il tutto accompagnato da un'ottima gastronomia e da vini eccellenti. Tutti i gusti possono essere soddisfatti percorrendo queste mete, ma pochi sanno che il fascino più accattivante è quello dei piccoli paesi, dei piccoli borghi, con le loro architetture, sino alle alture delle sue montagne. Tra gli orridi del Celline e le acque, nella natura ancora incontaminata, che porta i segni delle sue ere geologiche con le sue Dolomiti, patrimonio dell'umanità. Ma l'impressione non è quella di muoversi nella continuità senza storie di un territorio in espansione, tutt'altro. Buona parte del merito va a quelle testimonianze artistiche alle quali si intende indirizzare l'occhio del visitatore, che giunge poi sino ad arrivare al fiume Tagliamento.
Il fiume Tagliamento, che divide i territori tra le province di Udine e Pordenone, ma unisce le genti e percorre in tutta la lunghezza il nostro Friuli, portando con sé storie, bellezze, opere, persone, paesaggi e personaggi, ma soprattutto suoni di lingua ed acqua. Ovunque vi affaccerete in questi luoghi, in questo viaggio, tra i portoni e i portici di vie soleggiate ed ombrose, troverete un po' di noi, un po' della nostra lingua, con le sue infinite varietà, ma con tutta la musicalità delle sue acque e delle sue genti, da amare e da scoprire. Il viaggio di Lenga di Aga ci porterà a tutte le province di Pordenone, di Sorelievat a Sorilamont, di nord a sud. Un viaggio di musicalità uniche delle lingue di queste terre. One Tuesday. Luigi Tomadini, da una lunga tradizione di figlia, il vero gusto della pasta essiccata lentamente. Dal 1843, pasta Tomadini. Chiedila al tuo supermercato. A causa di lavori per la terza corsia in A4 è costretto a svuotare tutto. Tavolo 100% allungabile, 3